Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti in un nuovo venerdì in compagnia delle stelle di Radio.0. Nell'oroscopo del giorno oggi tantissime novità e quindi non perdiamoci ancora in chiacchiere. Iniziamo subito il nostro viaggio tra i 12 segni e partiamo dall'Ariete. Con la luna favorevole riuscite a farvi notare e a mettervi in luce esaltando le vostre doti migliori. Non dovrete faticare per trovare il vostro posto nel mondo oggi. Idee brillanti e soluzioni innovative vi permettono di chiedere qualcosa in più, tutto meritato però. Toro, occhio a come vi muovete in territori sconosciuti. Le bizze della luna con Urano potrebbero indurvi in tentazione, ma meglio restare al sicuro per oggi. Evitate di correre rischi, soprattutto se il gioco non vale la candela. Accontentarsi alla fin fine è un'arte. Gemelli, la luna in Acquario vi rende briosi e spumeggianti, nuove idee in arrivo e risoluzioni positive in atto. Occhio a non pestare però i piedi a qualcuno. Alcuni cambiamenti in più non previsti vanno accettati senza supposizioni e senza farvi venire strani pensieri. Cancro, le energie fisiche e interattive non sono molte. Con l'arrivo del fine settimana un po' di stress accumulato potrebbe farsi presto sentire, quindi attenzione, un campanello di allarme. Nel lavoro concedetevi una piccola pausa di relax, se potete ovviamente. In amore invece non perdete nemmeno un attimo. Leone, la stanchezza mentale unita alla complicità di una luna disarmonica ed ecco, la frittata è fatta. Non ve la prendete però per una défaillance. Raggiungerete un accordo all'ultimo minuto oggi. Ricordate inoltre che saper chiedere scusa è d'obbligo in una coppia equilibrata. Vergine, la perfetta consonanza del Sole con Plutone vi farà comprendere in un attimo in che cosa potete migliorare per il vostro e l'altrui benessere, soprattutto delle persone che vi stanno intorno. Lotte e battaglie positive da portare avanti, dove gli ideali si scontrano con la concretezza della vita. Bilancia, giornata intrigante al riparo da qualunque noia o delusione per merito della luna nel segno amico dell'Acquario. Soddisfazioni in vista all'orizzonte tra i due litiganti, riuscirete a mettere una buona parola e far sì che la pace torni e regni sovrana. Scorpione, il deterioramento di un rapporto a causa delle ostilità di Venere contro Saturno potrebbe farvi vivere un'atmosfera molto più pesante del previsto. La gelosia però potrebbe non essere un sentimento negativo, se la gestite bene ravviverà il fuoco della passione. Sagittario, ricettivi come non mai oggi con la benevolenza lunare, non fermatevi quindi di fronte alle apparenze, questo è il punto fondamentale della giornata, giudicate piuttosto qualcosa o qualcuno con semplice neutralità. Superate poi ogni errata concezione, ogni presupposto sbagliato che non sia fondato su dati concreti. Capricorno, modificherete voi alcune regole e lo stile di vita grazie al trigono del Sole con Plutone. Ogni cambiamento in fondo va calibrato sul risultato da raggiungere, questo è un punto da tenere a mente. Avete capito che anche nelle piccole cose si può sempre progredire e migliorare, basta in fondo avere un po' di volontà. Acquario, affrontatela questa timidezza, quella della congiunzione della Luna con Saturno. Anche se il cuore batte all'impazzata, potete sempre rompere il ghiaccio alla fin fine. Venerdì un po' pesante per voi ed emotivamente rischiate di essere troppo sotto torchio, cercate invece di rilassarvi. E chiudiamo infine con i pesci. Non dovete cambiare idea in base a come gira il vento. Mantenete fermamente la vostra identità e le vostre concezioni che avete maturato nel tempo. In amore in più dovete giocarvi un piccolo vantaggio che avevate in tasca, senza il timore però di fare brutte figure con gli altri. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle di settembre, che vi salutano al momento ma ritornano nei prossimi appuntamenti con tante novità da raccontarvi. Rimanete quindi sintonizzati e auguriamo a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0